È iniziata l'avventura al Cus Cagliari di Manlio Pugeddu. Ciao Manlio, benvenuto. Ciao. Tecnico della B di volley. Ti chiedo subito quanto sei pronto, sei carico per questa nuova stagione. Allora, sono super carico e siamo super carichi. Abbiamo lavorato tanto, con attenzione, sono molto contento. Devo dire che non mi aspettavo tanta professionalità da parte dei ragazzi, tanta disponibilità a lavorare sodo. Abbiamo fatto circa 7 allenamenti a settimana, quindi è andata bene. Abbiamo lavorato tanto e... Senti, raccontiamo un po' la squadra. Ci sono tanti innesti nuovi, li abbiamo raccontati sui nostri social. Raccontaci un po' come si stanno inserendo all'interno di una squadra che è nuova anche per te, però insomma, tanti sono già, hanno già giocato qua al Cus. Sì, la forza di questa squadra è il gruppo e ho notato subito che il gruppo ha integrato i nuovi ragazzi immediatamente, da Angelo Masu di Olbia a Flontotila a Josi Iorno. Ho visto che hanno subito fatto in modo che loro fossero parte del gruppo. Ho dimenticato i due ragazzi di Carbonia che comunque per noi sono, diciamo, dei vicini di casa e invece anche loro sono nuovi e sono integrati. Vedo che escono spesso insieme, questo è un buon segno, passano i fine allenamento insieme, quindi anche questo è un buon passo per fare una buona stagione. Cosa ti porti dalle precedenti esperienze all'estero? Insomma, abbiamo raccontato con il tuo arrivo qui al CUS alcuni campionati, insomma, un giro per il mondo. Allora, mi porto un bagaglio culturale, tecnico, personale che non posso trasferire direttamente alla squadra perché erano campionati professionistici, però quello che porto è la mentalità del lavoro, di tentare di sfidarsi ogni giorno e di avere sempre un obiettivo importante, che è quello di non accontentarsi mai. Il CUS tradizionalmente è una squadra formata da universitari, anche in questo caso ci sono parecchi giocatori giovani. Cosa consigli ai tuoi ragazzi? Consiglio di dare priorità allo studio, che sarà il loro futuro, la laurea, e poi consiglio di fare sport, di essere impegnati tanto. Il fatto che studino e poi abbiano un impegno importante come quello di una Serie B li farà crescere sicuramente come delle persone organizzate che sapranno utilizzare il loro tempo al meglio. Quindi gli dico, ragazzi, studiate, dovete venire agli allenamenti, organizzatevi la vita dalla colazione alla cena in modo tale che tutto vada bene. Senti, la prima cosa che hai detto ai ragazzi quando sei entrato nello spogliatoio il primo giorno di allenamento, qual è stata? Che ogni giorno avrebbero dovuto dare di più rispetto al giorno prima, che non si dovranno accontentare di quello che hanno fatto in passato, ma anzi devono provare a fare sempre meglio, che sembra una cosa semplice da dire, da fare è abbastanza difficile, soprattutto se bisogna conciliare gli studi, il lavoro, eccetera. Grazie mille Maglio, poi insomma ci rivedremo durante tutta la stagione qui al Cus Cagliari. Grazie a Grazie. te. Dico di essere pronti e di non tentare, possiamo rifarlo questo pezzo, vai. Facciamo, è sbagliato. No, Va bene, ci si viene, tranquillo. anche a Non me ti sta. preoccupare, sereno.